Salve, siamo qui al Castello di Susans di Maiano, alla Gran Galà dei cuochi della provincia di Udine. Grazie a questa location siamo riusciti a portare qui 200 cuochi e siamo grati a tutti gli sponsor che ci hanno dato l'opportunità. Come Soplaia oggi ci ha dato tutta la materia prima e le aziende che ci hanno supportato di Soplaia insieme a far sì che il buffet e il menù insieme sia stato creato e dato a tutti i commensali con i prodotti della provincia di Udine e regionale. All'entrata del Gran Galà siamo stati accolti dalla scuola Linussio di Tolmezzo, che ha preparato un gran buffet con tutti i prodotti di Soplaia e delle aziende che ci hanno creato questo evento, e grazie a tutti i ragazzi di cucina e anche i ragazzi di sala che sono riusciti a organizzarsi e organizzare tutto in una magnifica location che è questa. Dal buffet siamo saliti in una maestosa sala del castello, adibita a questa cena, ben preparata dai professori e da tutto lo staff della sala. Devo ringraziare Luca Grosso che insieme a me ha coadiuvato la scuola e i nostri professionisti. Lui si è dedicato al buffet per poi dopo darci una mano qui in Sala Grande per tutti i 200 commensali che siamo riusciti ad accogliere, a darci una mano per far defluire tutti i piatti che noi abbiamo creato. Insieme siamo riusciti a fare un servizio elegante con i piatti preparati dal direttivo. Tutto il direttivo era ad accogliere i commensali per far sì che questa serata venga fatta al meglio. Nel corso della serata abbiamo avuto la dirigenza della FIC con Roberto Rosati e Giovanni Guadagno che ci hanno omaggiato la loro presenza e ringraziato per la disponibilità e soprattutto del lavoro che abbiamo fatto come associazione in seno alla federazione, e hanno premiato e fatto vedere dei video dove la federazione è un esempio di priorità e di eccellenza. Questo è il nostro marchio che viene riflesso all'associazione. Questo per me è una cosa molto importante. E la Federazione Italiana Cuochi ha questo dipartimento che nasce nel 2006, condensa un po' tutta la solidarietà che facevano prima i cuochi singolarmente, unendoli appunto facendo squadra.
Da subito c'è stata un'emergenza terremoto, che è quella del 24 agosto nel centro Italia, e il Dipartimento si è mosso in blocco, gestendo 7 campi mensa e moltissime giornate che hanno fatto sì di far conoscere il bello, diciamo, che c'è nella Federazione Italiana Cuochi, il bello, il solidale, tutto quello che i cuochi riescono a dare anche in una situazione emergenziale. Quindi tanta cucina per tantissimi giorni. Abbiamo chiuso l'ultimo campo a nostra gestione il 4 luglio 2017, chiudendo quindi tutti i campi del cratere sismico. Questa è l'attività di un dipartimento che, per quanto giovane, ha dimostrato di essere molto organizzato. Nell'occasione siamo ben lieti di aver premiato con una targa di riconoscimento, perché ci ha dato un grande appoggio e supporto per la cena, e ci ha fatto un corso Alessandro Businaro a Lignano nei primi di settembre. E poi abbiamo avuto l'occasione di ringraziare per il 25esimo anno lavorativo il Collegio Cocorum, che si sono riscritti e collaborano nella frequentazione dell'associazione, e per questo li abbiamo omaggiati di un presente. La Federazione Italiana Cuochi sta in questi anni elaborando delle strategie in relazione alle scuole, ai centri di formazione e agli istituti professionali. Questa strategia è molto elaborata e stiamo portando avanti il discorso su più fronti. Un fronte è quello dell'alta formazione, che non coinvolge soltanto i professionisti di oggi ma anche quelli del futuro. Un altro fronte è quello della formazione dei formatori. Stiamo studiando e già eseguendo dei percorsi di formazione per i professionisti che si dedicano appunto all'attività di docenza. E un altro fronte molto importante è quello del dialogo con le istituzioni, a partire dagli istituti, quindi dai presidi, dei dirigenti degli istituti professionali, fino ad arrivare agli assessorati e al Ministero dell'Istruzione. Si tratta di portare avanti dei discorsi articolati, elaborati, che trovano però nelle associazioni provinciali e nelle unioni regionali il loro vero spessore. Sono in realtà queste che portano avanti i discorsi che noi impostiamo a livello generale, e sono queste che rendono viva la nostra partecipazione alla formazione dei giovani. L'augurio che facciamo è quello di avere sempre tanti giovani che partecipano alle nostre iniziative. Una delle prossime iniziative saranno, come tradizioni, campionati italiani che si terranno a Rimini in occasione della fiera del Beer Attraction. Buonasera a tutti, sono la signora Ferigo Marinella, Presidente regionale dell'Unione Cuochi Federazione Italiana.
Siamo in questo bellissimo posto questa sera alla cena sociale dei cuochi, che ringrazio tutti, ma soprattutto tutti i partecipanti. Un grazie di cuore a tutto il team che ha dedicato del suo tempo libero questa sera per preparare quest'ottima cena. Grazie veramente, vi abbraccio. Questa sera è anche un'occasione per ringraziare l'Istituto Linussio e Stringer, perché mi hanno dato la possibilità di portare i ragazzi delle scuole al Congresso Nazionale di Napoli per vedere un po' come si può lavorare insieme ai ragazzi e agli adulti. Però è anche l'occasione per premiare e ringraziare Silvio Di Giusto per il lavoro svolto nella federazione fino a qua. È un premio speciale anche a Sergio Negro per il sito e la comunicazione in tutti questi anni. Un grazie di cuore alla segretaria dell'Associazione Cuochi di Udine, per Cristina Francescut, perché da quando è stata eletta segretaria ha fatto l'impossibile perché l'Associazione Cuochi funzioni e adesso sta dando veramente i suoi frutti. Grazie Cristina per esserci sempre. Un grazie ci vuole, è doveroso, per il presidente Yuri Ricato, che sta facendo salti mortali per far sì che l'associazione riprenda il valore che merita. Grazie Presidente. Un ringraziamento speciale a Marina Ferigo, che è il nostro presidente regionale, che ci supporta e ci sopporta, e un omaggio abbiamo fatto a tutti i ragazzi di sala e di cucina per ringraziarli per tutto quello che hanno fatto questa sera. E per finire, ma non è una fine, questo è solo un inizio, vi prego, vi consiglio di seguirci sulla pagina di Facebook, perché ci sono tanti eventi, tante cose che facciamo e tante cose che faremo, e sul sito, e per qualsiasi cosa chiamateci, i numeri ci sono, non abbiate paura che tanto noi vi risponderemo in qualsiasi modo.